Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Brutto inizio per la scuola a Palermo, rubati i climatizzatori alla Giovanni Falcone del quartiere Zen, diversi gli istituti vandalizzati. Rimproverano un gruppo di ragazzini che faceva schiamazzi a Palermo, il branco circonda e picchia la coppia di coniugi, marito e moglie in ospedale con diversi traumi e contusioni. Ripartire dalle periferie, Don Duilio, parroco di Librino, chiede maggiori investimenti e interventi sull'educazione dei ragazzi. In Sicilia resta altissima la dispersione scolastica. La carica dei precari, sono 13.000 professori senza cattedra nell'isola, vi raccontiamo le loro storie. Il giallo dei telefoni che non si trovano, le altre ombre che restano sulla morte di Marisa, uccisa a Marsala dall'ex compagno, domani l'autopsia. Calcio, ferme questo weekend le due siciliane che preparano le partite del terzo turno. Parla il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo. Abbiamo lavorato bene, dice, ma non siamo tra i favoriti. Brutto avvio dell'anno scolastico a Palermo tra furti e raid vandalici. Ci dice tutto Marco Gullà. È il peggiore dei modi per cominciare la scuola. Vandalizzare un edificio scolastico credo che sia il segno più grave di un degrado in cui agiscono le nostre scuole e nei nostri territori. La scuola non è nemmeno iniziata e già alla Giovanni Falcone, nel quartiere Zen di Palermo, i ladri hanno portato via i climatizzatori che erano stati installati nel plesso scolastico. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. Un nuovo raid in una scuola ogni anno costantemente danneggiata e vandalizzata, finita anche nelle pagine della cronaca per l'arresto della preside Daniela Loverde in merito alla truffa alla Comunità Europea. Di recente si è insediato il nuovo dirigente scolastico Massimo Valentino. Grande solidarietà al collega Massimo Valentino, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Palermo, a nome della Rete per la promozione della cultura antimafia. Noi pensiamo che sia importante supportare l'azione di queste scuole nei territori, a maggior ragione in questo momento in cui si è aperto un dibattito sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Bisogna tutelare tutte le istituzioni scolastiche nei territori, a partire dai territori difficili. In questo modo si contrasta la criminalità e si combatte la cultura mafiosa. Per questa ragione non bisogna arretrare e i segnali che arrivano già all'inizio dell'anno scolastico con questi atti vandalici sono particolarmente preoccupanti. In queste ultime settimane, come è emerso nel corso di un incontro in prefettura, ci sono stati diversi raid vandalici nei plessi scolastici, come a Villa Ciambra, dove qualcuno ha fatto irruzione nella scuola materna e hanno messo a soqquadro i locali. A Palermo marito e moglie di 63 e 50 anni sono finiti in ospedale per le botte ricevute da una banda di ragazzini. La coppia, stanca degli schiamazzi del gruppo tra via Basile e via d'Angelo, aveva chiesto di fare silenzio. Per tutta risposta è scoppiata una lite, prima verbale, poi i ragazzi hanno circondato e colpito i due. La prognosi è di 17 giorni per trauma facciale e cranico e per diverse contusioni. E siamo andati a Librino, uno dei quartieri più popolosi e difficili della periferia catanese, dove da anni varie associazioni e i parroci operano per condurre i giovani verso un percorso di legalità. Tra questi c'è padre Duilio che ai nostri microfoni dice bene il decreto Caivano, ma dobbiamo ripartire dall'educazione. Emanuela Corsi. È un quartiere dove c'è tanto bisogno, ci sono tantissime brave persone che veramente ho avuto modo di apprezzare in questi mesi. E ovviamente ci sono anche delle criticità che noi cerchiamo per quel poco che possiamo, cerchiamo di aiutare. Librino, con i suoi 70.000 abitanti, è uno dei quartieri più popolosi ma anche più difficili di Catania. Qui siamo nella periferia del capoluogo catanese, lontani dal centro, dove però c'è la vita oltre il degrado. Sono tante le associazioni che da anni operano sul territorio per aiutare chi è in difficoltà e soprattutto per seguire i giovani che vivono in una situazione di disagio e rischio sociale, accompagnandoli verso un percorso di legalità. Tra questi c'è anche padre Duilio, che da circa un anno guida la comunità parrocchiale della chiesa Resurrezione del Signore nel viale Castagnola. Il governo ha varato un decreto, il cosiddetto decreto Caivano. Caivano potrebbe essere Librino, come potrebbe essere qualsiasi quartiere d'Italia. È giusto inasprire le pene o bisogna invece intervenire diversamente?
E in questi giorni io ho letto il decreto, ho cercato di fare una piccola riflessione mia personale. Innanzitutto vanno apprezzati tutti gli sforzi che vengono fatti per il bene comune. Perché non investire nell'educazione? Qui c'è la Mary Poppins, che ancora resiste, ma ha dei ragazzi, bambini anche del quartiere, con difficoltà, che hanno bisogno di aiuto. Ma là c'è il bello. Tutti insieme, si mangia insieme, si sta insieme, si rispetta il compagnetto. Ci sono questi strumenti e noi li distruggiamo. Se si investe di più sull'educazione, non sarebbe meglio? Il frutto si vedrebbe fra qualche anno, ma si vedrebbe certamente, perché aiutiamo questi bambini a capire qualcosa. L'educazione dei giovani si fa anche a scuola, ma in Sicilia il fenomeno della dispersione scolastica è altissimo, soprattutto, come abbiamo detto, nelle periferie. Vediamo il servizio di Francesco Aloi. Le lezioni riprenderanno la prossima settimana, ma non tutti manderanno i figli a scuola. La dispersione scolastica è una delle piaghe della Sicilia. In Sicilia ha una media che è il doppio di quella nazionale, con punte del 25% in alcuni contesti come quello di Catania, per esempio. È nelle periferie che si registrano le percentuali più alte. Ragazzi, ma anche bambini che non vanno a scuola. Questo spesso significa manovalanza per la criminalità. Palazzo Chigi ha varato il decreto Caivano che ha tra gli obiettivi proprio la lotta alla dispersione scolastica. Non è un decreto che può risolvere questi problemi, è un provvedimento che ha lo scopo di reprimere in qualche modo la criminalità minorile, ma per risolvere i problemi della scuola ci vogliono soprattutto risorse, ci vogliono scelte coraggiose come quelle di ridurre il numero degli alunni per classe e aumentare il tempo scuola. Bisogna fare sempre di più, soprattutto nelle zone più disagiate delle città. A Mazzarona, Siracusa, i carabinieri hanno aperto un punto denunce con un campo da calcio nel cuore del rione. L'obiettivo? Fare sentire la presenza dello Stato anche ai più piccoli. Ma esempi come questo in Sicilia ce ne sono diversi. Bisogna investire sempre di più nell'educazione dei nostri ragazzi. E educare significa prevenire, significa informare, significa applicare quelle buone prassi che ci permettono veramente di evitare questi ulteriori drammi. E l'altra faccia della scuola riguarda i docenti precari. In Sicilia i professori senza cattedra sono un esercito di 13.000. Giusy Lazzara ci racconta le storie di 2 insegnanti. Vita da precari. Sono 13.000 nella scuola siciliana gli insegnanti in attesa di un'agognata cattedra che non arriva. Un esercito di precari storici con anni di servizio alle spalle e mai un contratto a tempo indeterminato. Non è bastato per molti di loro, dopo gli anni di supplenze annuali, vincere il concorso a cattedra e entrare in graduatoria. Una precarietà di vita perché è una scelta, sono delle scelte che tu non puoi cambiare nel tempo, decidi di fare dei progetti e magari non li puoi attuare e poi ti trovi in difficoltà sballottato da una scuola all'altra, non sai cosa ti capita durante gli anni. Sono tante le storie di insegnanti che hanno visto anche ridurre nel tempo le cattedre di insegnamento per le quali si erano abilitati. Che il diritto non si insegna pressoché in alcun liceo, si insegna soltanto negli istituti tecnici e nei professionali al biennio, quindi chiaramente parliamo di pochissime ore. L'educazione civica sarebbe sicuramente uno strumento utile, un presidio di legalità potrebbe diventare, anche per creare dei cittadini consapevoli dei loro doveri, dei loro diritti, che abbiano consapevolezza di cosa significa cittadinanza attiva. Tutto a scapito degli studenti che perdono la continuità didattica e diventano anche loro precari nell'apprendimento. Chiaro che la continuità ha un senso proprio perché lo scopo è quello di favorire il processo di insegnamento-apprendimento dopo un'adeguata fase di osservazione, altrimenti quello che accade è che ogni anno lo studente, anzi il docente deve ricominciare una fase di osservazione e quindi perdere del tempo che è anche prezioso all'interno di un contesto scolastico. Un docente su 4 ha un contratto a tempo determinato secondo un'analisi di Tutto Scuola. I supplenti in 7 anni sono più che raddoppiati, toccando quota 225.000 in tutta Italia.
Cambiamo argomento, si indaga ancora sulla morte di Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno che subito dopo si è tolto la vita. Emergono sempre nuovi elementi che confermano la pista della premeditazione. Simona Mazzona. Sarà effettuata lunedì l'autopsia sul corpo di Marisa Leo per chiarire alcuni aspetti. Se i colpi di fucile che l'hanno uccisa sono stati 2 o 3, ad esempio. Intanto dal punto di vista giuridico il cerchio si è chiuso attorno all'ex compagno Angelo Reina, che dopo averla freddata nell'azienda di famiglia in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, dove le aveva dato appuntamento, ha percorso alcuni chilometri e si è tolto la vita con la stessa arma. Ma le indagini ancora proseguono, sono emersi infatti altri dettagli che possono aiutare a ricostruire le ultime ore di entrambi. Intanto l'ossessione dell'uomo per Marisa, confermata oltre che da alcune testimonianze di amici e conoscenti, anche da un investigatore privato assoldato da Reina per pedinarla. Poi la dinamica: in un'auto noleggiata dall'assassino alcune settimane prima del delitto sono stati trovati alcuni proiettili della stessa arma usata per uccidere la donna, mentre a bordo della macchina utilizzata la sera dell'omicidio-suicidio, oltre al fucile è stata trovata una pistola. E il giallo dei cellulari: non sono stati trovati ancora i telefonini di entrambi da nessuna parte. In questa vicenda l'ultimo appuntamento tra i due non era quello cosiddetto chiarificatore, come si è visto in altri casi di femminicidio, perché in questo caso Angelo Reina ha chiesto a Marisa Leo di vedersi, usando come esca la presenza della figlia, che invece aveva affidato ad alcuni parenti poche ore prima. Fattore questo, insieme agli altri elementi emersi, che porta gli inquirenti verso la pista della premeditazione. Intanto sabato pomeriggio a Palermo le attiviste del gruppo Non Una di Meno, provenienti da Catania e da altre zone dell'isola, si sono ritrovate ancora una volta in una manifestazione contro la violenza, dove è stato ricordato anche il nome di Marisa, anche lei un'attivista che si occupava dei diritti delle donne. E a Salemi, località di origine della donna, venerdì prossimo si terrà una marcia organizzata in sua memoria con raduno alle 19 in piazza Padre Pio. Si è costituito al commissariato di Vittoria l'uomo di 29 anni che ieri sera ha sparato con un fucile da caccia caricato a palline al titolare di una palestra di arti marziali, un uomo di 45 anni di Ribera. Non si conosce ancora il movente del gesto. La vittima è stata sottoposta ad un delicato intervento all'ospedale Sant'Elia di Caltanissette ed è ricoverata in chirurgia. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio. Diminuiscono le nascite e in 10 anni i giovani sono calati di 1 milione. In testa al calo demografico ci sono le regioni del sud. Il servizio. La crisi demografica si sta facendo sentire. Negli ultimi 10 anni è sceso di quasi 1 milione nel nostro paese il numero dei giovani tra i 15 e i 34 anni. In Sicilia il maggiore calo. Si parla di un esercito di quasi 200.000 ragazzi. Numeri incredibili ma anche scoraggianti, elaborati dalla CGIA di Mestre. Una contrazione che colpisce la fascia di età più produttiva del mondo del lavoro e che sta creando grossi problemi alle aziende. Molti imprenditori infatti faticano ad assumere personale, non solo per le annose difficoltà a trovare candidati disponibili e professionalmente preparati, ma anche perché la platea degli under 34 si sta appunto progressivamente riducendo. In testa al calo demografico ci sono le regioni del sud, in Sicilia poco più del 15%. Nel 2013 i giovani nell'isola erano 1.240.000, scesi ad 1.050.000 di quest'anno. A Catania il calo è di quasi il 14%, Palermo oltre il 16% e le altre province siciliane non sono messe meglio. E l'Istat rileva all'inizio del 2023 che la natalità in Italia è al minimo storico, mentre la mortalità resta ancora elevata. A questo si aggiunge anche il fenomeno della fuga dei cervelli, giovani demotivati che non trovano occupazione e cercano altrove fuori dall'Italia. Quale può essere la soluzione? Bisogna investire con una chiara strategia, non per trattenere a forza i nostri giovani, ma per creare condizioni invece affinché le regioni meridionali siano attrattive, possano attrarre capitali, possano attrarre talenti, possano attrarre professionalità. E per far questo bisogna superare innanzitutto la condizione di mismatch, cioè quel mancato allineamento fra le competenze possedute dai giovani e quelle richieste dalle imprese, e viceversa. Realizzando questo allineamento
già una parte della fuga dei cervelli viene arrestata. Le imprese devono fare la propria parte, investendo nell'innovazione. Bisogna da parte delle imprese investire in innovazione per capire che ormai l'approccio dei giovani, soprattutto della generazione Z, col mondo del lavoro è cambiato. Ci fermiamo, ancora una pausa e poi le notizie di sport. Eccoci al calcio. Il campionato di Serie C celebra nel weekend la sua seconda giornata, ma senza le due siciliane. Marco Carli. Serie C, tutte in campo, tranne le siciliane e le rispettive avversarie, ovviamente. Catania e Messina preparano gli incontri futuri. I rossazzurri avranno di fronte il Picerno domenica 17 al Massimino e conteranno anche sull'apporto di Buà, ultimo rinforzo per la corsia esterna. Assente Rapisardi, ancora squalificato Lorenzini, la difesa però può contare anche su Silvestri, acquistato quando la partita con il Crotone era in corso di svolgimento e voglioso di tornare a vestire il rossazzurro in gare ufficiali. Fra i nuovi volti anche quello di Deli, che arricchisce il reparto di centrocampo e che conosce al meglio la categoria. L'ho fatto all'inizio della mia carriera e poi l'ho continuato con il Foggia, abbiamo vinto anche un campionato e quindi è un girone che conosco, so che è molto difficile, però sono pronto insieme alla squadra a fare del meglio. A Messina invece si vive dell'attesa per sapere se si giocherà regolarmente a Taranto lunedì 18. Anche il tecnico dei pugliesi Capuano ha ribadito la volontà di giocare ed è quello che spera il Messina, che ha già un calendario fitto, dovendo recuperare l'11 ottobre la sfida con la Casertana. Lunedì al Marullo di Visconte è prevista un amichevole con il Valletta Football Club, squadra della Serie A maltese. Ortisi studia il nuovo ruolo sulla corsia mancina affidatogli da Modica. È il primo mister che mi inventa in quella posizione. E quindi io in settimana, a giorni, lavorerò e vediamo cosa succederà. Noi in settimana spingiamo come se fosse sempre partita domenica, quindi o settimana prossima, tra 2 settimane noi saremo pronti. Un mercato da top per la promozione in Serie A, parla Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, e dice: abbiamo lavorato bene ma non siamo tra i favoriti. Marco Gullà. La sosta sta permettendo al Palermo e a Eugenio Corini di lavorare in serenità e fare il pieno in vista della ripresa del campionato, che per i rosa sarà sabato ad Ascoli. Intanto il DS Leandro Rinaudo fa il punto della situazione, spiegando la strategia del rosanero sul mercato e soffermandosi anche sulla conferma di Corini per questa stagione. Vogliamo essere sicuramente competitivi per la Serie A sin dall'inizio. Il campionato di Serie B è un campionato difficile e imprevedibile, lo abbiamo visto lo scorso anno, sicuramente non ci riteniamo la favorita. Le squadre che sono retrocesse dalla Serie A sicuramente partiranno in vantaggio, come si è visto lo scorso anno c'è sempre qualche sorpresa. Di sicuro per vincere un campionato non bastano solamente i nomi importanti, ma l'unità di intenti tra squadra, club e tifosi. Affari spenti quindi, ma con la consapevolezza di aver allestito una squadra che può serenamente veleggiare nelle zone alte della classifica. Il lavoro sul mercato è iniziato prima della fine del campionato dello scorso anno, mantenendo lo zoccolo duro della scorsa stagione, che ha dimostrato di poter essere competitivo per il campionato di Serie B, e poi ci siamo mossi in 2 direzioni, con l'innesto di giocatori importanti per la Serie B che hanno vinto il campionato appunto di Serie B. E la seconda direzione è stata quella di mettere dentro dei giocatori giovani di grande valore, di grande prospettiva, che potessero dare un contributo importante sin da subito. Corini, in vista di Ascoli, spera nel recupero di Insigne. Il calciatore ha rimediato una lesione all'adduttore e sta accelerando per poter essere quantomeno convocato. Preparazione che per i siciliani riprenderà domani. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.